Ok, benvenuti e benvenute a tutte. Oggi siamo nel secondo incontro di questo corso, magari faremo altre, non solo 3 lezioni, corso di lingua veneta con l'autore Walter Basso, organizzato dall'Associazione Veneta di Rosario e edizioni Scantavauchi, Ah, che poi non mi ricordo se hai spiegato l'origine di questo termine, ma magari poi lo puoi spiegare. Bene, questo ci sarà la registrazione come abbiamo già predisposto il primo incontro sul nostro canale YouTube. C'è il materiale in PDF che non so se tutti voi lo avete già, sì. perché oggi lavoreremo su questo materiale. Ogni Mhm. incontro ha il suo PDF, quindi se non vi inviamo prima di ogni lezione dovete scriverci così ve lo invieremo. Ok, Walter, lascio a te Ciao, ciao, la ciao a parola. tutti, buona serata, state tutti bene? Steo tutti bene? O tutti bene, dipende dalla zona che si proviene. Bene, siamo qua di nuovo questa sera. Come ho già detto a Mauro, ho già detto che se ci sarà il bisogno prolunghiamo un po', perché devono essere delle chiacchierate tra di noi, quindi non deve essere un rapporto insegnante e allievi, per carità, siamo tutti adulti vaccinati, però deve essere una cosa interessante cercare di impararlo, io trasmetterlo meglio che posso per le mie possibilità, chiaramente, perché non sono mai stato insegnante. Non vorrei fare l'insegnante in Italia adesso, soprattutto i ragazzi delle superiori, perché si rischia di prendere una schioppettata in questi periodi. Bene, allora stasera cominciamo a parlare. L'altra volta abbiamo fatto una piccola, diciamo, introduzione, che per me è stata anche una prova, dandovi alcune regolette, proprio le prime, quelle più semplici. Oggi passiamo a parlare di altri argomenti sempre relativi alla grammatica, poi ci saranno anche degli argomenti relativi proprio ai nomi, alle frasi di uso comune. Allora, stasera si parlerà un attimino all'inizio degli articoli. L'articolo indeterminativo maschile, che nella lingua veneta ha una sola forma, che è un e non uno, perché può essere in italiano è un oppure uno, mentre nel Veneto è sempre solo un. Faccio due o tre esempi. Un uomo si dice un uomo, un uomo. Uno specchio, non si dice uno specchio in Veneto, ma si dice un specchio, sempre uguale. Uno zero in italiano, in Veneto è un zero. Qua sul zero ci sarebbe da aggiungere una lettera speciale, ma allora diventa molto complesso e difficile poi da leggere. Quindi resterà scritto zero, però davanti ci sia un zero, non uno zero come l'italiano. Questo articolo un può anche ricevere l'apostrofo al contrario dell'italiano, perché in italiano non si scrive un uomo apostrofato, è sbagliato. Invece in Veneto sì, si può fare perché cade la parola, il suono all'inizio di parola, quindi rimarrebbe solo un N isolato. Bisogna dargliene un altro in italiano, bisogna dargliene un altro, N apostrofo altro. Se guardate, io su queste parole tutte ho messo gli accenti come ho spiegato l'altra volta. Quindi bisogna non serve accento, dargliene va sulla A, se no si leggerebbe darneghene, si sarebbe sbagliato. Un altro non ci va l'accento. Come visto, la lingua veneta però non rifugge da certi aspri incontri di suoni e perciò usa la stessa forma di articolo determinativo e indeterminativo comunque cominci la parola che segue. Lo specchio, lo specchio, scusate, diventa el specchio. Lo specchio diventa el specchio. Gli scolari, i scolari. Gli altri, i altri. Gli alberi, i alberi. Semplice, capito? Indicativamente, o lo ripeto.
questo pezzetto. Allora, l'articolo determinativo maschile in Veneto ha una sola voce, forma, si dice sempre un uomo, un uomo, uno specchio, un specchio, uno zero, un zero. Questo articolo può anche ricevere l'apostrofo, al contrario dell'italiano. In italiano non si può scrivere un apostrofo uomo, è sbagliato. Un uomo apostrofato è un errore da correggere. Mentre in Veneto invece, siccome va via la U davanti tante volte, allora bisogna mettere l'accento. Bisogna dargliene un altro in italiano. Bisogna dargliene un altro. Invece scrive un altro, si può scrivere un altro, saltando la U. Poi su certi incontri di parole si usa la stessa forma di articolo determinativo o indeterminativo, comunque cominci la parola che segue. Lo specchio diventa il specchio, gli scolari diventano i scolari, gli altri i altri, gli alberi i alberi. Mentre l'articolo indeterminativo femminile italiano, una, sempre per aferesi, cioè togliendo la U davanti, diventa na. In Veneto si dice sempre solo na. Un pane, una ciopa de pan. Noi diciamo, per dire un pane, diciamo una ciopa, quindi una ciopa de pan. Una donna brava, una femmina brava. Una cosa sporca, una roba unta. Una frittata con 2 uova, una ortaia con 2 ovi. Ripetiamo questo. L'articolo indeterminativo femminile italiano, una diventa na in Veneto. Un pane, una ciopa de pan, una donna brava, una femmina brava, una cosa sporca, una roba unta, una frittata con 2 uova, una fortaia con 2 ovi. Questo. Adesso passiamo a una ancora, leggermente ancora più complessa, le preposizioni. Le preposizioni possono essere semplici oppure articolate. Le semplici sono parole invariabili come di, a, da, in, con, su, per, tra, fa, che servono a collegare parole e frasi, specificando relazioni di tipo logico, spaziale o temporale. La preposizione a non si usa davanti all'infinito di un verbo che indica lo scopo per cui si fa l'azione. In italiano si dice vado a mangiare, in Veneto si dice vago mangiare, vago mangiare, là non si mette davanti. Mando a chiamare, mando chiamare, vengo a dirvi, vengo dirve. Chiaro fin qua. Nella lingua veneta, contrariamente all'italiano, la proporzione a si può trovare però davanti infiniti di verbi che descrivono sentimenti o percezioni. Sentimenti o percezioni. Per esempio, la trovo sempre a dire preghiere. Questo è un sentimento o percezione. L'accato sempre a dire orazione. Oppure accato, saltando la L, se uno vuole saltare, accato sempre a dire orazione. Ho sempre sentito a dire, ho sempre sentito a dire. Ok? Chiaro questo? O no? Me lo dite se è chiaro? È chiaro. Oppure lo ripeto. Nella lingua veneta, contrariamente all'italiano, la proporzione a si può trovare però davanti a infiniti di verbi che descrivono sentimenti o percezioni. Negli altri si parla di azione, che non va messa. Qua si parla di percezione e sentimenti. La trovo sempre a dire preghiere. La cato sempre a dire orazione. Qua bisogna inserirlo. Ho sempre sentito a dire, parli della percezione, ho sempre sentito a dire, ho sempre sentito a dire. Ecco. Nella lingua veneta esistono meno preposizioni articolate rispetto all'italiano,
Perché non usiamo forme speciali di articoli davanti a nomi che cominciano per S impuro o per Z? Il cane del cane e il can del can, lo specchio dello specchio e specchio del specchio, lo zero degli zeri e il zero dei zeri. Capito? Questo si sa, bisogna riflettere. Nella lingua veneta esistono meno preposizioni articolate rispetto all'italiano. Perché non usiamo forme speciali di articoli davanti a nomi che cominciano per S in pura, S diciamo, o per Z? Il cane del cane e il can del can, lo specchio dello specchio e specchio del specchio, lo zero degli zeri e il zero dei zeri. Torna sempre il discorso anche di prima delle, sì, degli articoli. Andiamo avanti un attimo. Nomi, ecco, andiamo, ci arriviamo sui nomi. Mentre alcuni nomi in italiano sono irregolari, nella nostra lingua invece sono solo regolari. Faccio un esempio. Un piccolo esempio viene dal termine ala, che al plurale in italiano diventa ali, quindi passa dal femminile al maschile. Sono delle varianti che succedono nella lingua italiana, mentre nel Veneto diventa giustamente femminile. Noi lo diciamo e ali, diciamo le ale, che possono essere anche le ae, saltando l'R barrata in mezzo. Tutti gli uccelli hanno le ali, quindi vedete le ali, tutti gli osei hanno le alle, giusto? Il termine però ali sarebbe maschile in italiano, mentre in veneto è perfetto, hanno le ale. Sempre nella nostra lingua, pressoché tutti gli alberi da frutto, questo è semplice, hanno sempre la terminazione in aro. L'amoraro, il prugno, e il figaro, il fico, la pianta, si intende, e il peraro, il pero, e il limonaro, il limon, e il carobaro, il carubo, il persegaro, il pesco, e il marronaro, il castagno, anche per certe castagne si chiamano anche marroni, l'armellinaro, l'albicocco, e il susinaro, il susino, e il nespolaro, il nespolo, e il codognaro, il cotogno, che fa le belle cotogne, e il zizzolaro, il zizzolo che fa le giuggiole. Non so se avete anche voi le giuggiole, penso di sì. E il cacaro, il caco, l'albero che fa i cachi. Esistono da voi i cachi? Il cacchi, sì. Sì, vabbè. Ora Cacaco. riporto qua alcune parole che hanno differenze di genere tra il veneto e l'italiano. Chiaramente non sono tutte. Il pero, in italiano è la pera, da noi è maschile. E il persego, lo stesso. La pesca, in italiano, femminile, la strassa, lo straccio. L'ombrella, l'ombrea, l'ombrella. A scioppa, lo schioppo, state attenti, la linetta, come vi ho spiegato, che appunto divide la S dalle CC o CE. I ovi, le uova, anche questo è italiano maschile, in veneto dovete femminile. E il cuccio, la cuccia del cane, e il pomo, la mela, i ossi, le ossa, i dei, le dita. L'ho accentato perché non fare confusione con i dei, magari i brassi, le braccia, la adota, la dote. Ecco, sapete che queste eccezioni, e quando avete il vocabolario le vedrete bene. Faccio l'ultima pagina di aggettivi. Da notare l'uso di meglio e peggio. Ricordo, come ho già detto, che meglio come scrittura ha due significati diversi, perché è parola omografa, quindi è opportuno distinguerli dalla diversa accettazione. Meglio, migliore, si dice meglio, miglio, becchine, questi dagli uccelli, meglio, quindi hanno due cose diverse. Tornando a noi, meglio e peso in Veneto sono sia aggettivi che avverbi. Corrispondono quindi in italiano
alle forme meglio e peggio come avverbi e migliore e peggiore come aggettivi. Quindi, esempio, peso quando è aggettivo in italiano si rende con peggiore, quando è avverbio con peggio. Un esempio, un proverbio: la toppa è peggiore, quindi aggettivo, dello strappo. Peso il taccon del sbrego. Lo conoscete questo? Qualcuno sì. Chi mal comincia finisce peggio, avverbio. Chi scommissa mal finisce peggio. Naturalmente la stessa cosa vale per meglio, migliore e meglio. Differenze tra aggettivi italiani e dialettali. Grande, no, non si dice grande, si dice grando o granda, o grandi o grande. Quale non si dice quale, si dice qualo o quala. Quale donna vedi? Quale femmina vedito? Giusto. Un esempio curioso di appartenente sconcordanza nella nostra lingua è l'uso degli aggettivi poca, pochi, poche. Infatti essi non concordano in genere e numero con l'articolo che li precede, ma si abbinano al sostantivo che segue. Un po' di pazienza diventa un poca de pazienza. Un po' di mesi diventano un pochi de mesi. Un po' di settimane diventa un poche de settimane. Questo lo ripeto pian pianino, no, tra tutta questa paginetta qua. Da notare, aggettivi, l'uso di meglio e peso. Ricordo che meglio come scrittura ha due significati diversi, perché si dice che parola omografa, quindi è opportuno distinguerli dalla diversa accentazione. Meglio, migliore è meglio, miglio, becchime, meglio. La pronuncia si capisce, già sul contesto della frase si capisce, per la correttezza, per scrivere bene è meglio accentarlo. Tornando a meglio e peggio, in Veneto sono aggettivi e anche avverbi, che in particolare non importantissimo a ricordarlo. Quindi, ad esempio, peggio, quando è aggettivo, in italiano si rende con peggiore, quando è avverbio con peggio. Meglio è la stessa cosa. La toppa è peggiore, aggettivo, dello strappo. Peso il tacon del sbrego, che è il significato letterale è questo, peggio il raddoppio che non il danno. In realtà ha un significato, diciamo, figurato, che vuol dire quando uno commette una brutta azione, se ne accorge, cerca di rimediarla, certe volte fa peggio a rimediarla che non l'errore che ha fatto prima. Chi mal comincia finisce peggio, è un avverbio. Chi scommissa mal finisce peggio. Stessa cosa vale per meglio e meglio, migliore e meglio. Differenza tra aggettivi dialettali italiani. Grande non esiste da noi in Veneto. Ad esempio, grando per il maschile, granda per il femminile, grandi per il maschile, grandi per il femminile plurale. Quale non esiste, qualo, o sempre con l'L ballato, se vuoi, quindi si può leggere qualo, quao, o non senza la L però, non senza la L o lei. Quala, lo stesso, è il femminile, scusa, ho perso la testa ogni tanto, momenti di vuoto. No, il plurale sono quale, quale. Giuseppe ormai è grande, Beppe ormai è grande. Quale donna vedi? Quale femmina vedito? O quale femmina vedito? Un esempio curioso di apparente sconcordanza è l'uso degli aggettivi poche, poca, poche. Difatti non concordano il genere e il numero con l'articolo che li precede, ma si abbinano al sostantivo. Un po' di pazienza, un poca de pazienza, un po' di mesi, un pochi de mesi, un po' di settimane, un poche di settimane. Vedete che si abbinano al termine che segue, alle parole, poi al sostantivo. Arriviamo a alcune frasi di uso comune. Qua mi diverto anch'io, mi diverto perché sto studiando quelle del francese. Molto semplice, facciamo qui i saluti. Saluti, saluti in Veneto. Ciao, tutti sapete che ciao è un termine internazionale mondiale che deriva dal Veneto,
che dicevano i veneziani schiavo vostro, schiavo, poi ciao, e alla fine è diventato ciao. Per mezzogiorno si dice ciao, buon pranzo. Per la sera, ciao, buona cena per mangiare. Per il buongiorno si dice buongiorno, quindi quasi come italiano, oppure si può dire buondì, che è quasi italiano. Buonasera, lo stesso si dice buonasera, oppure tanti usano dire solo sera. Sera, buonanotte, buonanotte, notte buona, il contrario, notte, questa è la brevissimo. Arrivederci, non si dice mai arrivederci da noi, si dice se vedremo, a presto, qua sbagliai, dopo vi mando le dispense tutte corrette perfettamente. Un saluto spiritoso che comunque non si usa quasi più tra amici, è simpatico, era questo: ciao, tiente netto. Il senso del letterale sarebbe ciao, tieniti pulito, in realtà è solo una battuta simpatica. Come ci si sente? Ecco, varie sensazioni ed emozioni. Ho caldo, go caldo. Ho freddo, go freddo, sempre senza doppie naturalmente. Sono ghiacciato, so già sa. Sono sudato, so suà. Sono stanco, qua ho saltato, dopo la mando corretta. So stufo, so stanco, so stufo. Sono stanco morto, so agro o stufo morto. Sono stanco, so stufo. Ho i brividi, Goi sgrisoloni o sgrisoloni, o i penotti sarebbero quando si tolgono le penne, le galline, le occhi, tutto quanto, resta il pezzetto di pelle attaccato al pelo, oppure noi quando ci facciamo, ci viene dritto il pelo del braccio. Sono goi sgrisoloni, sarebbero i brividi, o i penotti, ecco. O sonno, go sonno, naturalmente senza la doppia. Ho fame, go fame. Ho sete, go sen. Ho prurito, go spissa. Ho formicolio, so informigolà. Vediamo l'ora, come si dice l'ora da noi. Ricordate che normalmente non si dicono le 13, le 14, eccetera. Solo quando si indica un orario, tipo di partenza o di arrivo, un appuntamento si dice arrivo alle 2 notte, allora bisogna specificare. Parto alle 8 del mattina. Se vedemo alle 3, dopo mezzodì. Mentre quando si chiede l'ora, che ora è? Che ora è? Semplice. È mezzogiorno, se è mezzodì, o meodì, se potete, però se è antico, quindi non ve lo segnare. È l'una, se è un botto, che si può anche dire alle due, se due botti, tre botti, quattro botti, dopo meno. Questo deriva dal fatto che il botto vuol dire colpo, rumore, quindi una volta ci si regolava con il campanile, l'orologio del campanile che suonava la campana solo una volta, un botto, ecco per quello si diceva un botto. Se le do sono le due, se le do è un quarto, se le do è un quarto, oppure 2 e 15, però adesso si dice 2 e un quarto. Sono le 2 e mezza, se le 2 e mezza. Sono le 3, se le 3, quindi non importa 3 di giorno o di notte, se le 4, sono le 5, se le 5, sono le 6, se le 6, sono le 7, se 7, sono le 8, se 8, se le 9, se sono le 9, sono le 10, se le 10, sono le 11, se le 11. Ecco, è mezzanotte, se mezzanotte. Non si dice 3 del pomeriggio, 14, 15, non si dice, si dice sempre le 4, solo quando uno parte, dico a partire, a che ora parti? Parto alle 2, però specifica di notte, perché sennò uno può pensare a 2 del pomeriggio. Oppure arrivo alle 8 del mattino, l'ora specifica può essere 8 del sera. Se vediamo alle 3 dopo mezzodì, si può fissare l'appuntamento giusto.
e torneremo su quello più simpatico che mi piace particolarmente anche proprio a me. Il corpo umano, e il corpo umano, e il corpo umano, in veneto. I capelli, i cavegli, infatti vedi che quelli lì lungo in mezzo, come ho detto all'inizio, in mezzo a due vocali, e allora sta bene, in mezzo, cavegli, possono essere lunghi, curti, onti, vuol dire sporchi o grassi, spetenai, spettinati, secchi, arruffati, incateiai. I capelli possono essere lunghi, curti, onti, spetenai, secchi, incateiai per arruffati. La testa. Quando vedete sul vocabolario troverete tutti i termini che riguardano la testa. Qua è proprio la testa, se la testa può essere buona, inteso sul senso una buona testa, vuol dire una persona che ha un bel intelletto, una testa dura, vuol dire uno che ha la testa dura, di solito dire è una testa che non la mangia neanche i porsei. Ha una testa che non la mangiano nemmeno i maiali, che sono animali onnivori, perché mangiano le croste dei muri, se non lo sapesse, non lo so, penso che lo sappiate. Può essere voda, la testa voda di uno che non capisce niente, la testa macà, perché ci prende una botta, ammaccata, macà, ammaccata. Le rece, le orecchie o gli orecchi, sempre le rece comunque, possono essere bee, vuol dire beh orecchie, spanie, come un fiore sbocciato, spania, spanio, come un fiore che si apre, vuol dire ha le orecchie aperte, oppure si può dire tranquillamente anche a sventola o a sventola, sempre guardando il fattore di L. Gli occhi, gli occhi, occhi, possono essere da bissa, cattivi. Uno ti guarda con gli occhi da bissa, sei sicuramente un cattivo. Birbi, furbi, birbi. A pomolin, sì, a capocchia di spillo, che spilli che sono piccolissimi, piccolissimi. Poi troverete sul vocabolario tutte le altre indicazioni. Il naso può essere un nason enorme, oppure un naso che pissa in bocca, un naso che urina in bocca, che è il naso gibbuto, ecco il termine giusto è gibbuto. Ecco. La bocca, la bocca può essere piccolina, una bocca piccola, larga. Un bel detto da noi veneti è una bocca così larga che se non avesse le rece che faria il giro della testa. Ha una bocca così larga che se non avesse le orecchie che la fermano farebbe il giro della testa. Naturalmente è una spiritosaggine che fa parte dei modi di dire che può essere piccolina, larga, onta, onta si intende volgare, una bocca onta, come il sottoscritto, che sta definito un sboccaleon, per modo di scrivere umoristico, scusa, la bocca, da musso con le labbra grandi, tipo Alba Parietti, che non so se sapete chi è. Ecco, la bocca. Il mento. Il mento se la sbessola oppure a sbessola può essere lunga, ma lunga, che si chiama sbessolona, scaffa, quella dei bambini. Da noi quando un bambino piange si dice cosa te tiri a scaffa, che vuol dire quando piange allunga il mento, non sta a tirare a scaffa, però lo trovate sul vocabolario. Tutte queste cose qua le troverete bene espresse sul vocabolario. Questo è un inizio per cominciare a conoscere i no e le cose primarie. E il collo può essere lungo o curto. L'esofago, ecco, l'esofago, e il gargato non ha nessun legame, ecco, cosa deriverà adesso, non mi ricordo più da dove, chissà dove, dall'arabo, roba genere, però il stomaco è per lo stomaco. Ecco. Il seno, ciao che lo dico, si chiama le tette.
le tette. Dopo, chiaramente, ha tanti aggettivi, per esempio, un seno abbondante si dice che la donna ha un gran davanzare. Quella donna ha un bel davanzale davanti e qualcuno dice che potrebbe mettere sopra due pitali di fiori, che potrebbe poggiarci sopra due vasi di fiori. Oppure un termine volgare, vecchio, che non si dice più, ha un gran luro, perché l'uro si dice ancora per il seno delle mucche. Le mucche hanno un seno abbondante, per dire. La pancia, la panza, può essere sgionfa, gonfia, l'aggettivo è pansona, può essere fiappa, fiappa, che vuol dire flaccida, l'aggettivo. L'ombelico, anche qua c'è l'ombelico, c'è il bunigolo, è il bunigolo della panza, si chiama così. Ma questo ne avevo messo le derivazioni, se non lo capivo più. Le braccia, i bracci, curti, lunghi, secchi, forti, fiappi, questi, deboli. Quindi l'aggettivo fiappa vale sia per flaccida, per una cosa flaccida e anche una cosa debole. Andiamo avanti. Le mani possono essere ciompe, tozze e corte, coicai, con i calli, le persone che lavorano. La mano destra da noi si dice man dritta, mentre la mano sinistra si dice man sanca. Anche questo, sanca, è un termine che deriva da una curva in un tubo. Il tubo del cammin ha una sanca, il tubo del camino ha una curva. È stata abbinata anche la parola mani. Le dita, i dei, possono essere lunghi, curti, grossi. I gumi, i gommi, o anche gumbi, ma questi, io ne ho messo uno solo. Sesso maschile, non ho voluto essere né volgare e andare a scrivere tanti termini che poi li trovate. E la tega, ecco, dicendo la tega uno capisce subito a cosa si riferisce. Sesso femminile, la mona, si capisce benissimo, che dopo la parola mona, tra l'altro, ha due significati. Mona, in senso di organo maschile e femminile, che deriva dall'antico italiano Monna Lisa, quindi da signora, è stato poi trasportato a dire l'organo genitale femminile per dire la donna. Mona con N solo, mentre Monna Lisa. Mentre Mona, per dire un cretino, che non è neanche traducibile con la parola cretino, la parola Mona, è intraducibile in italiano. Perché noi, quando diciamo quella faccia da Mona, solo noi sappiamo cosa vogliamo dire. Perché non è cretino, stupido, è una persona, anche un professore, uno scienziato può avere la faccia da Mona. Per esempio, non so se voi conoscete Renzi, il politico. Ecco, Renzi per me ha la faccia da Mona. Quello deriva invece da spagnolo Muna, che è la scimmia, perché la scimmia fa le bocacce, è brutta, ha due significati con due derivazioni diverse. Il sedere, naturalmente, è il culo, che può essere, si può dire che è dadrio, poi lo trovate. Se uno non vuole dire culo, può dire dadrio, è il dadrio. È il tafanario, può essere fiappo, anche questo, cadente, grosso, spacceca, schiacciato. Un bel sederino della signorina bella, se a mandolin, che ricorda il mandolino, è molto bello, ma a mandolin. Le natiche e le ciappe, che ha stessi aggettivi tipo del sedere. Ecco. Le gambe e le gambe, con N, non con M, come capito di possono essere lunghe, curte, secche o sifoline. Sifoline per dire un termine usa poco ma esiste, che vuol dire deboli, come fiappe, oppure anche storte. Storte, però per dire storte, per esempio quelle delle donne, che sono due modi di dire molto simpatici. Uno dice la e gambe, che in mezzo che passa un can con la fassina in bocca.
ha le gambe così storte che in mezzo passa un cane con una fascina di legno in bocca, quindi tutto spazio. Oppure una un po' più nuova che gira e dice la mona tra parentesi. Ecco, sono queste due. La schiena c'è la schiena. La schiena può essere buona, da sacchi, dritta o con la gobba. Da sacchi, perché da sacchi? Perché anche quando sposavano la donna doveva essere robusta, avere la bocca buona ma economa in cucina e schiena da sacchi o da bigoi. Bigoi era il bastone che due estremità attaccavano la roba da portare. Quindi alla schiena da sacchi è una schiena delle persone molto resistente. Si diceva la moglie, dico il primo in italiano, la moglie, la brava moglie deve essere economa in cucina e maiala a letto. In italiano. In Veneto invece si dice, poi è trasformato, la brava moglie deve essere sparagnina, che vuol dire risparmiatrice, in cucina e porsea in letto. Adesso io ho trasformato questo proverbio in uno più attuale, conoscendo le ragazze di adesso, un po', no, tutte. E ho scritto, ho detto così, a donna, moglie di adesso, purtroppo sì, economo in letto e porsea in cucina, quindi non riesce, non fa mangiare bene e si comporta male anche a letto, poi si diverte anche in giro. Vabbè, andiamo avanti. Le cosce da noi sono le cossate. Le cossate. Guarda che la donna che belle cossate che ha, guarda che la donna che belle cosce che ha. I polpacci, le pupole. Un can mi ha mossegato sulle pupole. Un cane mi ha morso su una bram, su un polpaccio. I garretti, i garitoi. Qua diciamo somiglia un po' perché da garretto l'ho trasformato in garitoi. Garitoi, ho ciapà una brutta pacca su un garitolo. Ho preso una brutta botta, di solito sul comodino vicino al letto, di solito si prende, su un comodino, sul comodino. I piedi, i pie o i pie, si può dire differentemente come dici pie, possono essere malfatti, quindi fonfi, piatti o troppo grandi, un paio di fettoni, un paio di piedoni, di fettoni. Arriviamo alle unghie, le unge. Così, qualche aggettivo lo trovate sul vocabolario, cioè da tagliare, se incarnare, ecco, l'ungia incarnita, si dice incarnà. Mi credo nella reincarnazione, perché ho un'unghia che si è già reincarnata 3 volte, quindi sono convinto. Allora, andiamo avanti, vediamo gli organi interni, giusto? Ho fatto una bella cosa stavolta, giusto? Gli organi che avevamo dentro, in italiano, in veneto, gli organi interni, gli organi che avevamo dentro. Il cervello, il cervello o cerveo, le pupille, le balotte degli occhi, da non confondere con i testicoli mai, che c'è balotte anche qui, le balotte degli occhi si specifica. Il naso scherzoso, la canapia, quando il naso è grande anche. Le canne della gola, le canne della gola, se canague, canague. L'avevo scritto bene proprio con l'accento perfetto. Tutto qua. La trachea, il gargato, che deriva forse galgarozzo in italiano, trasformato in il gargato. E scheletro. Non usiamo, sì, si usa però scheletro, ma quando uno dice mi fa male gli ossi, ecco, mi fanno male le ossa, mi fa male, generico, si intende dove, però uno dice mi fa male gli ossi, dove? Vuol dire, qua sulla spalla, sul braccio, mi fa male le vertebre della schiena, qua mi fa male. Ecco. Così il cuore, è il core, oppure si può dire in veneto, ovviamente anche cuore, non si sbaglia. I polmoni, i palmoni, i bronchi, i bronchi,
il fegato è il figa. Fegato è il figa. Mi raccomando l'accento sulla A, se no è un'altra roba, una parolaccia. E il figa, e il fegato alla veneziana, e il figa alla veneziana, che è qua sioea, con la sciola, con la sioea. Viola. La milza è la milza, l'appendicite è l'appendice, il megafatto appendice, appendicite. L'intestino è e bue, le buele, e gaiga e bue intorcoare, da mal di pancia forte, si vede che ci sono la vescica, la vessiga. Attenzione, perché la vescica viene utilizzata in diverse situazioni. Per esempio, quando passa uno pelato in testa, scherzosamente, te in testa una vessiga de onto. A tua testa appare la vessiga de onto. Vessiga de onto è la vescica di maiale che una volta si teneva, si preparava, asciugava, si puliva tutto, e poi dentro si conservava il grasso. Ecco la vessiga de onto. A uno che aveva la testa pelata, adesso meglio la vessiga de onto. Vi dico un aneddoto simpatico, che qualcuno dice che è nato in Veneto, non lo so. Il grande poeta, il grande parte D'Annunzio era completamente pelato. Un giorno camminava per la strada con la bagolina, la bagolina è il bastone da passeggio, in italiano, in Veneto si dice che in italiano bagolina, come la bagolina, e camminava. Quando un contadino che passava lo guarda e si mette a ridere. E lui lo guarda e risponde con un proverbio suo, implementato, gli dice: mai testa di somaro fu vista pelata. Vuol dire, gli asini, solo gli ali non si pelano mai. Ecco. Andiamo avanti. I testicoli, termine normale, i coglioni, le balle, gli ovi, quelli li trovate sul vocabolario. No, sto qua tutta la sera a dirveli. La spina dorsale è il fio della schiena o il filo della schiena con L, perché fio senza L, proprio scritto fio, è in veneziano che vuol dire figlio. Fio mio, come ti sta? Non vedo la Silvia qua però. Va bene, dai, andiamo avanti. Gli anelli della spina dorsale, gli anelli, molti li chiamano i paternostri. Sapete perché? Perché ricordano un po' gli anelli del rosario che vanno uno dietro l'altro, che sono in fila qua. I nervi, i nervi, i reni, i reni. E con questo arriviamo a qua. E con questo io avrei quasi finito qua. Se volete, intanto se no vediamo qua la casa. Walter, Dimmi. c'è una domanda Sì. sulla chat di Elena. Se puoi rafforzare o approfondire sulla pronuncia del se Del, vedremo, se puoi del dire se qualcos'altro, vedremo su se sua puoi, parola, se sì, vedemo. sì, Allora, siccome abbiamo detto nella prima lezione, adesso non mi ricordo, che quando l'accento casca sulla penultima sillaba non va accentato, vedemo va sulla E finale, quindi vedemo, si pronuncia tranquillamente vedemo e si scrive senza nessun accento, se uno vuole essere corretto. Lo stesso se vedaremo, casca sulla E, se vedaremo, remo, e quindi non serve accentare, capito? Basta va. controllare la prima lezione, vediamo se c'è qualche altra domanda sugli accenti, vediamo che ne becco No, ma qualcuno. non era sull'accento, era sulla parola se. Sulla parola? Se, l'esempio sarebbe se vedemo. No, Ma se se puoi, vedemo si scrive se con S, se. Non serve nessun accento. Accentare vuol dire complicare, perché se metti l'accento sulla E così, dovresti leggere se. Se lo metti qua sarebbe giusto se, ma non va usato, perché serve gli accenti, come vi ho insegnato io, sono studiati in maniera tale di facilitare la lettura e la corretta pronuncia. Non sbagliate mai, se quando io vi passo dei termini, vedete il suo vocabolario, se vedete, adesso aspetta, prendo un vocabolario e così ti dico
Dai, una Elena, parola. no sé si eso es lo que vos querías preguntar, pero no entendió la... Sí, la pronuncia de la X con la E, que a mí me suena she, pero no sé si lo digo bien. Se, Come si se, pronuncia? se è solo usato con la X, solo usato nel verbo essere alla prima persona. Tisemona, tisemona si fa X e. Zeimone, il mondo educativo, X e. Se, è un'altra roba. Tutti i se, vedevo, anche a me bisogna che becca la parola giusta. Vedremo. Per esempio, qua c'è tutto, per esempio, questo qua è quello. Impacciugare va l'accento, ah no, anche qua, sto qua che ho scelto tutto, sto vocabolario. Adesso la nuova grammatica, aspetta che riprendo in mano, guarda qua, è qua, alla prima lezione, perché mi seguo davanti. L'uso corretto degli accenti, dai, ripeto, tanto se è giusto anche ripetere, anche se facile, se è giusto se le domande. Aspetta che bevo perché... Nella lingua veneta, le vocali che possono essere accentate sia con l'accento grave da sinistra verso destra che con quello acuto da destra verso sinistra e sono la E e la O, mentre la A, la I e la U vengono accentate solo con l'accento grave. L'accento grave, se guardate la prima cosa, è specificato, è quello così, l'accento acuto è quello così. Mi vedete? L'accento grave è questo qua, l'accento acuto così. Sempre per la semplicità, il sistema è impostato su criteri di massima semplicità grafica. Ci siamo orientati con questi criteri. Le parole piane, parole con accento tonico sulla penultima sillaba, che sono la maggioranza, non hanno bisogno di indicazioni di accento grafico. Esempio, allegro, cascherebbe sulla E, allegro, non si va accentato. Barbin, cascherebbe sulla I, non va accentato. Baretta, cascherebbe sulla E, non va accentato. Le parole tronche, che riportano l'accento solo se terminano per vocale. Quali sono le parole tronche? Onco e tronca ha l'accento sull'ultima, sulla O. Quella aperta. Bijou deriva da gioiello, dal francese. Bijou ci vuole l'accento sulla U. Non hanno nessun accento grafico le parole tronche che terminano con una consonante, poiché si tratta di termini che in origine erano piani. Contadino in Veneto diventa contadin, quindi l'accento è sull'ultima I, non va accentato. Becchino diventa becchin, quindi non va accentato. Cannone diventa canon, non va accentato. Cosa va accentato allora? Le parole sdrucciole e bisdrucciole. Non so se tutti sapete. Le parole sdrucciole, sì, le parole che hanno l'accento sulla terzultima sillaba. Tipo, parole sdrucciole, bevare, va accentata la E, perché se no si lese bevare, giusto? Quindi Sì, perché... grazie, ma la mia domanda si riferisce a, diciamo così, un aspetto fonologico, fonetico, la pronuncia della X. Ah, lo vedo qua che Belen ha detto che è fricativa. Bene, grazie, grazie, grazie. No, continuiamo. Bollire si dice boiare, se no bisogna accentare la O, la prima O, se no uno legge come abbiamo, con la grammatica nostra, quella che abbiamo adottato un po' tutti, se no leggerebbe boiare, perché se non mettono l'accento, uno che non sa il veneto, tranquillamente legge boiare perché lo vale anche per l'italiano, sta roba qua. Ecco, queste qua, e poi c'è anche adesso qua sono mischiati, quindi ho un po' di problema. Le bistrucciole invece, le bistrucciole ce l'hanno solo la quart'ultima sillaba, sono quelle più lunghe che però hanno l'accento che
parlando si sente che va per l'ultima sillaba. Ecco, per l'uso della X, voi vedrete che la grammatica vedo qui io è già perfetta, però quando vedete il vocabolario lo capirete ancora meglio. Per concessione, è solo una concessione, è una radicata grafia tradizionale. Il professor Belloni, che ha fatto la grammatica accettata dalla Regione Veneto, anzi sponsorizzata, sempre per pubblicità, ha deciso che la X venga utilizzata solo in questi due casi, nella terza persona dell'indicativo presente del verbo essere, ma anche in semplici forme interrogativi. È se. Loro sono buoni, loro se buoni. Oppure zeo, zea, ze. È un cane, ze un can. Sono andate via, ze andà via. Ecco, questo è come si usa. Quindi quando voi vedete scritto SE, sapete che dovete pronunciare se, non se, ze. Sì. Quando vedete pronunciare Z, io metto la Z. Perché se no si crea una gran confusione, perché adesso così puristi, quei puristi studiosi, che per esempio usano la X anche su pace, passe, lo usa su tanti altri termini, quindi la lettura di una persona che si mette si ritrova un po' indietro nel tempo e quindi fa molta fatica a capire cosa. Allora che noi veneti, quando fanno le commedie di Goldoni o di Ruzzante, noi non capiamo mica niente, le fanno in Pavan, che è la lingua veneto che si usava a Padova una volta, noi non capiamo una parola. Quindi per questo io vi dico, io potrei andare indietro, non di tanto, perché quello lo capisco neanche io, però andare indietro di 50 anni, insegnarmi un veneto che si parlava 50 anni fa. Ma allora, se lo imparate o non imparate una parte, fate confusione, poi quando sparate con un altro capisci niente. Quindi è meglio, secondo me, incanalarvi solo in una parte che io vi spiego che è semplice e attuale. E credetemi, sta roba la faccio volentieri perché è un ripasso che per me, perché io scrivo adesso automaticamente, però rileggere le norme grammaticali, mica me le ricordavo neanche io bene, quindi anche per me è un ripasso. E poi, ripeto, c'è un giornale locale qua che mi ha intervistato per pubblicare un articolo proprio su questo, cosa che faccio insieme a voi. Quindi sono contento, sono contento di farlo insieme a voi. La prossima volta, anche se volete, oltre a fare altre frasi di uso comune, se volete vi preparo anche una lettura, una piccola lettura in veneto, che poi la leggiamo assieme. Cosa dite? Pianino, con calma, perché con le regole voglio andare avanti poco alla volta, non ce ne sono ancora tantissimi, però sono un po' ostiche quando arriviamo nei verbi, sono pronomi, verbi, queste cose sono un po' complesse, quindi le facciamo con calma, facciamo una lezione 2 in più, quello che è. Però vi mando che una piccola lettura, scritta da me, quindi scritta proprio così, anche simpatica da leggere, non umoristica, perché io l'umorismo non lo faccio come quello del lieto, faccio con uno slang, cioè ho creato una lingua che è veneto errato e antico e italiano sbagliato, alternato, in modo che faccio finta di essere un cretino qualunque che scrive e non sa scrivere né in italiano né in veneto, la gente ride e si diverte. Però quando faccio racconti cose serie, vi mando uno di questi tratto da un libro mio che poi è diventato uno spettacolo teatrale e lo leggiamo, lo leggo un po' io, un po' ma provate a leggerlo voi, qualche frase, va bene? Ok. Bene, Walter, c'è una domanda da Pablo. Allora facciamo così. Adesso Sì. decidi, sabato prossimo mi pare che non ci siamo, non c'è problema. E poi decidi tu, mi dici in settimana, mi avverti quando vuoi, mi dici C'è quando ci... una domanda Sì, dimmi. che ha fatto Pablo sulla chat. Quali sono le differenze fondamentali da provincia a provincia? Esempio, un padovano e un veronese parlano nello stesso modo o ci sono delle Un differenze? padovano e un veronese. Allora, infatti, questa è una grammatica che vale praticamente un po' per tutto il Veneto. Quindi, diciamo, la grammatica è uguale per tutti. La grammatica è uguale per tutti. Perché Solo qualcuno la dice, pronuncia è differente. perché ti dico una cosa, il Veneto è paragonabile a un grandissimo fiume. È un grandissimo fiume
che hai dei torrenti, ha dei fiumi che scaricano dentro, perché si dividono in 3-4 parlate, il veneziano, padovano e polesano, veronese e vicentino un po', bellunese e un altro adesso con cui mi sfugge. Hanno delle parlate leggermente diverse. Poi, come se non bastasse, dentro a questi vengono quelli che possiamo chiamare dialetti, perché la lingua è una lingua veneta, è una lingua, mentre i dialetti sono i gerghi. Siccome è tramandata tanto, soprattutto una volta oralmente in Veneto, come sapete benissimo, quando si passa una parola all'orecchio da uno, poi un altro, poi un altro, poi un altro, quando arriva a fine non è più quella parola. E quindi vengono storpiate tutte le parole, addirittura da un paese all'altro. Quindi per fare non facciamo mai un dizionario veneto veramente, perché bisognerebbe che in ogni paese ci fosse uno che fa un dizionario del suo paese, poi ci vorrebbe un altro che fa l'altro paese, poi ci vorrebbe quello della città, poi ci vorrebbe quello della montagna, poi bisognerebbe mettere assieme tutti e ci vorrebbe un'enciclopedia che non si finirebbe mai. Quindi le parole che io vi passo sono tratte da padovano, un po' veronese, un po' vicentino e un po' polesano. Però è logico, per quello c'è la L barrata, per esempio, perché se io dico Porseo per dire maiale e devo scrivere Porsello con la L col trattino, perché magari a Verona dicono Porsello e poi ci sono dei termini diversi. Quindi io, come tutti, guardi, siamo impossibilitati per esempio, non posso insegnarvi le regole, sono regole. Quando vi ho detto la grammatica, quella vale per tutto, però non posso sicuramente farvi un corso per il bellunese con i termini. Quindi diciamo pure le parole hanno sicuramente diverse. Se pensate che al paese di mia moglie, vicino a Capo San Piero, i radici si chiamano, il radicchio si chiama radicio e alla frazione del suo paese, a frazione quindi vicino di 2 chilometri, li chiamano darici. Quindi io non so, il vocabolario non posso mettere radici e anche darici, perché sennò non è più finito, cioè non è più finito, è impossibile, perché io saprei solo quella parola là, se vado a altri 10 km di distanza, ma hanno storpiato ancora in questo modo, ma saltano l'ultima lettera, ne tolgono un'altra in mezzo, è difficile. Comunque non è valido come vocabolario, poi è un po' più esteso, ma non comprendo un po'. C'è anche il feltrino, poi c'è quello oltre il Piave, cioè, no, è molto difficile. Con me dovete accontentarvi, ma non ci sarà mai nessuno, a meno che non ci sia un esperto linguista che vi spiega come scrivere ogni parola, ogni sillaba, quello con la cidelia sotto, quello con l'accento particolare sopra, quello con la barretta sopra, allora diventa un casino. Io penso di trasmettervi quello che so, vedo che so abbastanza, ma chiaro, vi ho spiegato bene com'è la storia. Altre domande? Comunque, se volete, se avete domande, adesso che vi rileggete la grammatica, se avete domande, segnatele la prossima volta che ci vediamo, voi che siete qui, oppure tu, Mauro, che magari ricevi di quelli che lo seguono. Dove lo seguono? Da streaming, dove lo seguono? Sì, questo è dal vivo, stiamo registrando e poi forse già Avanti. da domani sarà sul nostro canale YouTube questa registrazione. Ecco, però ricorda che quando abbiamo finito, io sostituirò tutta la grammatica, ricorretta perfettamente, tutto quanto bene, e te la rimando in PDF completa tutta quanto, con il numero di pagine e tutto quanto, con l'intestazione e tutto. Non con la copertina, perché la copertina la puoi farla tranquillamente tu, è una copertina, se volete farla, la fate voi. E basta, insomma. Quindi io vi ringrazio per Bene, la vostra attenzione, siete sempre persone gentilissime e anche intelligenti, perché noi qua in mone noi vogliamo, noi qua i cretini non li vogliamo. Io scherzo sempre quando faccio le mie serate di cabaret, che adesso ne ho 3 divertenti in Veneto, in piccolino scrivo sotto vietato l'ingresso in mone, in modo tale, perché c'è sempre il cretino che io parlo
mi interrompe in continuo, no? C'è di peggio di interrompere uno che fa comicità che sta parlando. Interrompi la battuta. Ho un trucchetto. Quando uno mi interrompe tanto, chiedo al suo amico in qualche modo quanti anni ha. Qualcuno sa dire. Se mi dicono che ha 20 anni, a un certo punto interrompo e gli dico: lo sai che io non ti conosco, però so quanti anni hai. E lui mi dice: non credo. No, ti dico esattamente quanti anni ho. 40. E come fai a saperlo? No, facile, siccome io ho un cugino che è mezzo mona, ho fatto la somma, tu devi avere 40. Come sei? Dai, chiudiamo. Oh, volete poi una volta facciamo un po' di battutine, dai, quando abbiamo finito, facciamo un giorno, una serata di festa, va bene? Bene, Walter, grazie mille e Grazie a state voi. attenti perché sabato prossimo non ci sarà lezione e quindi in settimana, Ah no, guarda, passo io. A in Elena. settimana vediamo e fissiamo Ok. una prossima data, va bene? Grazie a te. Benissimo. Di nuovo. Ciao, buonanotte. Benissimo, grazie. Grazie. Ciao, Ciao, grazie. 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 Ciao, Grazie. ciao, grazie.